leggermente stanco, in basso a destra, e naturalmente dopo lo sport siamo passati alla pratica, cioè alla pratica, non solo alla lobby, e qui lo vediamo in altre immagini, e l'ultima che condivido, nel senso che anche c'è la passione nautica, e anche lì devo andare di corsa perché io invece un trawler vado molto più piano. Ho chiesto a Gabriele di condurre la serata perché Gabriele fa sport, non certo professionistico, però è molto curioso, è una persona molto attenta, ha un trascorso di giornalista e socio Lions e anche imprenditore di se stesso, e quindi gli affido la serata. Perfetto, io ringrazio. Spigliato, perfetto. Allora, abbiamo avuto un qui pro quo con Giorgio, ma adesso partiamo e penso che non avremo grandi problemi. Allora, questo posso chiudertelo, giusto? Dimmi. Allora, vediamo un po'. Dove me l'avevi messa la presentazione, Presidente? Devi uscire. Dimmi tu, io... Ah, qua ci siamo. Ok. Sì. Perfetto. Allora. Ci sei. Giorgio, vado io. I've been looking through my mirror with somebody else's eyes, and you broke me down. You fixed my blood-stained crown. I've been looking through my window You came and saved me. You saved me from myself. When everyone left me, you loved me like no one else. You came and saved me. You saved me from myself.
Bene, allora, siccome questa storia è cominciata, questo filmato tanto entusiasmante, intanto vi diciamo che Eddie è nato nel 62, sei anche più giovane di me, ma in realtà io voglio cominciare, perché pensate voi avere una moto di quella portata su quelle dune immense, deve essere stata un'emozione, però io voglio cominciare da un altro tipo di duna, che è questa. Questo è il bar da 40. Cosa facevi nel bar da 40 tu? Con la moto, puoi dirlo? Vabbè, allora innanzitutto devo salutare tutti gli ospiti, ringrazio il Presidente per questo invito e ovviamente anche Gabriele che stasera dovrà portarmi a fare un bel viaggio. Beh, questo qui era il bar da Quintino. Da Quintino? Quando ero piccolo io ero da Quintino e ci sono salito in moto ovviamente. Per cui io so che salivi in moto e non era molto felice. Questa non me l'aspettavo, quindi sì, eravamo un po' un bel team di ragazzi e questo era il bar del paese e quindi ogni tanto senza chiedere permesso siamo saliti con la... Per cui la moto era nel sangue fino all'inizio, insomma. Nel paese si girava, abbiamo iniziato con le bici, se vogliamo proprio andare alle origini, io ho disintegrato un po' di bici alla mia nonna, perché il problema era che ogni volta che la usavo toglievo un pezzo e quindi per alleggerirla, non perché lo volevo buttare via, perché toglievo il fanale che non serviva, toglievo il parafango che non serviva e arrivavo a un punto che mia nonna mi diceva ormai tienitela tu, dove vado io con la bici, solo con le ruote e il manubrio, non c'era più niente. E quindi da queste bici che si usavano ovviamente nei campi, c'erano più campi allora, adesso c'è un po' più di strade asfaltate, da lì sono passato al ciao e poi lì la passione un po' di tutti i ragazzi del nostro paese è nata un po' la passione per le moto, anche se io non nascondo, lo dico sempre, ho sempre avuto una grande passione per le auto, solo che a 15 anni non puoi guidare la macchina e quindi ho incanalato questa carriera quasi senza volere, ecco. È stata una cosa un po' abbastanza... Ma quello che mi interessava era l'ingresso nel bar proprio, scale comprese proprio? No, scale comprese, sgommata dentro davanti al bancone con segno nero per terra e poi giù e scappare. E Quintino? Quintino poi era dura tornare lì a bere la birretta, però ce l'abbiamo fatta. Era il bar era il nostro Roxy Bar, a Ceresetto di Martignacco era il nostro bar. Da Quintino, c'è qualcuno che forse si ricorda quando c'era Quintino e quando c'era tutti... Però per stare in questo periodo vi faccio vedere un'altra cosa, ecco qua. Allora, a questo punto tu vinci questa gara con questo signore qua che fra l'altro è qua, è venuto a vedere. Ciao Gabriele. Vedete questa gara a Fanna. Che periodo era, quanti anni avevi e qual era l'idea della tua vita in quel momento lì? Io qui ero in un periodo che forse io vado in funzione della moto in cui utilizzavo in quel periodo per capire che anno era. Lì siamo nel 96, potrebbe essere Gabriele. 97 perché io nel 96 vinsi la mia quarta Parigi-Dakar con la Yamaha e ovviamente avevo una Yamaha in dotazione anche per utilizzare nelle gare regionali e con Gabriele direi che ci siamo battuti molto e anzi lui mi stava anche davanti su qualche gara, io andavo forse più veloce nel deserto, però anche l'amico Gabriele si è difeso alla grande. Ma dove hai tirato fuori queste foto? Aspetta che siamo qua. Voi siete sempre in Egitto perché tu col deserto hai sempre qualcosa. Sì, allora diciamo che al di là delle mie corse sportive che comunque sono state anche un impegno, la preparazione atletica, come c'era nella descrizione del Presidente, costanza, coerenza, eccetera, eccetera, qua mi sono anche divertito e ho portato un po' di amici a scoprire il deserto perché sui filmati della Dakar, lì si viaggia a velocità folli, io ho fatto 19 Parigi-Dakar e non mi sono mai fermato a fare una foto, ho fatto un calcolo, ho fatto 220.000 chilometri in Africa di deserto e tutti questi chilometri non ho mai avuto il tempo di fermarmi un attimo e guardarmi intorno. Poi dopo a fine carriera mi sono dato da fare, mi sono fatto le mie traversate nei vari deserti, però ho anche portato un po' di amici
li ho portati in Egitto, li ho portati Qui siete in Libia. Egitto? Qui siamo in Egitto. Li ho portati in Libia, li ho portati in Marocco, li ho portati in Tunisia, che per me era come Essere fare a un casa. giro per le colline di Moruzzo, e quindi dai, era Ma qual per- era il messaggio che volevi fargli avere? E non tutti l'hanno recepito magari, ovviamente. No, beh, lo hanno capito, perché hanno capito che l'Africa comunque è un ambiente ostile, è un ambiente che è un po', io faccio sempre il paragone col mare e con la montagna, ma non con la montagna a Tarvisio sotto il ristorante, montagna, alta montagna, quindi è una sfida contro qualcosa più grande di te e devi avere il massimo rispetto e anche direi la preparazione per non trovarti impreparato in certe situazioni che potrebbero diventare poi critiche. Quindi noi abbiamo fatto un giro turistico, ma quando abbiamo cominciato a sfilare le dune, qualcuno, che Gabriele si ricorderà bene, gli dicevo state vicini, non azzardate, perché chi non è mai stato su quelle dune che avete visto prima è un attimo capottarsi e ti arriva la moto sulla schiena e allora lì tocca Come chiamare i dottori che vengono tirati insieme, no? Ce n'era uno che non riuscivamo a tenerlo fermo e infatti è caduto, si è ribaltato, per fortuna non ha fatto male, però lì hanno capito che quello che gli avevo detto prima di fare Che gli spazi non vogliono dire correre, ma vogliono avere anche rispetto perché di... lì veramente ti viene voglia di aprire il gas, salire su queste dune enormi e divertirti, solo che se non conosci il deserto a fondo è meglio prima un po' imparare con un po' di umiltà e dopo poi cominciare a fare... È un po' come con le donne, no? Che è meglio conoscerle. No, la cosa bella secondo me di queste 2 o 3 slide, secondo me è questa, perché è una slide in cui voi vedete uno che vince la Dakar e che comunque condivide con un suo amico l'esperienza di guidare questa moto, gli presti il casco, e questo è il messaggio che voleva mandare Giorgio prima. Questa foto lo incarnava proprio, perché praticamente Edi presta la moto a Gabriele per provarla col suo casco e i suoi guanti. Cosa c'è di più unico anche da un punto di vista... Io non me la ricordo questa immagine, però posso dire a Gabriele che è qua che se è una cosa di cui sono geloso, sempre stato e sempre lo sarò, è del mio casco. Dio, è ben stato un casco. Il fatto che ti abbia prestato il casco vuol dire che avevi Un ascendente. ecco. No, perché io il casco proprio non lo presto tassativo a nessuno, se non forse a mia figlia, perché proprio non gli Però è una cosa molto particolare e importante. Sì, non so, credo che qua adesso io, siccome non vedo il resto cosa c'era dietro, forse eravamo a fare delle forse ti ho fatto provare il Cagivone del Cellina Meduna, potrebbe essere, a vedere dall'immagine dietro siamo nei greti del Cellina Meduna, altro luogo dove noi abbiamo fatto... Io ho fatto migliaia di chilometri per fare i test delle moto, allora si poteva andare anche lì, adesso non si può più, però vabbè. Bene, adesso parliamo però di quello che è la tua storia, no? Nel senso che la Parigi-Dakar io parlavo con colleghi oggi, stasera possiamo chiamarti, no, sono a intervistare Eddie Orioli. Oh, Eddie Orioli, ma Eddie Orioli è Eddie Orioli? Sì, Eddie Orioli, quello della Dakar, sì, quello della Dakar. Allora, lui fa la prima Dakar in realtà nel 86, ma già 2 anni dopo la vince con una moto che non è il Cagivone che diceva prima, la vince con la Honda, il percorso è classico, però qui succede qualcosa che secondo me dovresti raccontarci. E cosa intendi? Intendo che in questa tappa qua, che arriva a Tessalit, in realtà cosa succede? Tu vinci la gara, perché e come? Vabbè, innanzitutto io volevo dire un'altra cosa prima, perché non è facile arrivare a fare la Parigi-Dakar. Cioè io ho fatto un sacco di gare di enduro, ho fatto parte della nazionale per un sacco di anni, ho fatto 4 campionati del mondo di cui ne ho vinti, poi a un certo punto ho detto basta, voglio fare qualcosa di diverso, qualcosa che sia più, ma non tanto proprio per me personale, perché volevo proprio cambiare aria e mi sono lanciato su queste gare africane e per 2 anni ho fatto dei test, perché ho trovato un concessionario che mi ha dato la possibilità, un concessionario della Toscana, mi ha dato questa ondina, ho fatto la prima gara in Tunisia, la seconda ai Faraoni, e quando io sono tornato dal Rallye dei Faraoni in Egitto avevo giurato che non sarei mai più tornato in Africa, ero talmente
cioè non mi era piaciuto. Invece, siccome nonostante non mi sia piaciuto, vinsi 2 tappe in quella gara, la Honda mi richiamò e mi portò alla Parigi-Dakar e da lì è nata. Poi l'escalation che ho avuto da sesto il primo anno, secondo nell'87 e vincere la Dakar nell'88, diciamo che sono stato un rookie abbastanza veloce ad arrivare al risultato finale. Quella gara, se è l'aneddoto di cui ti riferisci, Non so, tu mi hai detto che sono tanti aneddoti che racconto. vabbè, ma te questo mi fa hai figo, centrato anche il- perché secondo me questo si lega a questo oggetto qua, vedi? sì. Che a me piace da morire, nel senso che io lo adopero sul lavoro, eccetera. E faccio vedere cos'è, vedete? È una bussola. E dovevi raccontare tu cosa è successo allora. Boh, praticamente io di natura ho un senso di orientamento abbastanza spiccato. Alla Dakar allora non si navigava con gli strumenti elettronici come quelli che ci sono adesso, ma si utilizzava delle bussole tipo questa, e poi c'era una bussola anche sul cruscotto della moto che però con le vibrazioni che ci sono su una moto di quel genere e con le velocità, i buchi, è veramente difficile fare la rotta giusta. Ma siccome io avevo questa forza di navigare bene e i miei compagni, non compagni, i miei avversari avevano capito che raramente mi sbagliavo, mi seguivano. E quindi a un certo punto ho detto, no, basta ciucciarmi le ruote, venirmi dietro tutto il giorno e dopo... Quindi è successo una cosa abbastanza strana, che fra l'altro 2 giorni prima ero caduto, anche non ho fatto una caduta, però mi ero lussato la spalla, avevo un ginocchio che era gonfio così, quindi se una roba del genere qua stai 1 mese a casa, eccetera, lì avanti tutta. E quindi sono riuscito a nascondermi dietro c'era un piccolo altipiano, si doveva uscire da un guado secco, e siccome davanti a me avevo un pilota francese che sbagliò strada perché andò dritto su questo fiume, io ho capito che dovevo uscire dal fiume e trovare la pista, ma mi sono girato dietro, ho visto che stavano arrivando tutti gli altri, vedevo la loro polvere da lontano. A quel punto sono sceso dalla moto, perché se stavo in piedi sulla moto mi avrebbero visto, ho appoggiato la moto sul fianco, perché non c'erano quelle dune che avete visto prima, ma era un pianoro con degli avvallamenti, quindi mi sono abbassato sufficientemente per non farmi vedere. Ho aspettato che passino, ed eravamo i più forti, no? Eravamo i primi in classifica, a quel punto però non ero certo di essere sulla pista giusta, ma dopo 3 chilometri il riferimento che avevamo era un vecchio pneumatico abbandonato della Michelin, un pneumatico di camion alto così. Ho detto, di mal che vada, faccio 3 chilometri, se trovo il pneumatico bene, altrimenti torno indietro e seguo gli altri a quel punto, no? Perché non ero certo neanch'io di essere giusto, ma ero convinto proprio di quello che stavo facendo. In più, quando c'erano questi cambi di direzione abbastanza importanti, cioè se io stavo andando verso nord e poi devo andare verso est, sulla navigazione che ti dà l'organizzazione, si chiama roadbook, sostanzialmente sono come le freccine che vedete adesso nei navigatori delle macchine, ti dice di andare a destra, a sinistra e ti indica anche una rotta. Quindi io quando ho imboccato quella pista ho controllato la mia bussola, la direzione era giusta, per cui ho detto per me è di là, la direzione è giusta, sono partito. Quando ho visto il pneumatico, perché nel deserto cominci a vedere anche la cosa più piccola da lontano, quando ho visto il pneumatico la mia manetta si è proprio... Ho aperto il gas e da quella tappa ho praticamente guadagnato, mi ricordo più o meno, no di più, tipo 45 minuti su tutti, e quel vantaggio poi me lo sono saputo gestire fino a Dakar, perché quando sei in testa poi è dura anche mantenere su una gara a tappe, lo vedete anche nelle grosse classiche di ciclismo, no? Quando c'è il campione, prima o dopo bam, viene fuori e va, però quando sei in testa, mantenere la testa della corsa è anche psicologicamente stressante, perché puoi anche commettere un errore, puoi anche rompere la moto, puoi cadere, ci sono tante varianti. Però hai vinto. Ho vinto e sono stato il primo francese a metterlo, no, il primo italiano a metterlo, scusate il francesismo, a metterlo là ai francesi, perché la gara è una gara sempre stata francese,
hanno sempre vinto i francesi e io sono stato il primo italiano a avere l'onore di salire sul palco di Dakar del Lago Rosa e stappare questa bottiglia di Moet Chandon. Ecco, una cosa bella di questa cosa però è il fatto che dopo aver vinto, stappi lo champagne, però il fatto di ritrovare tutti coloro con quali l'avventura l'hai vissuta era una sorta di cameratismo, come lo si può definire? Vabbè, innanzitutto vi do 2 numeri, la vera Parigi-Dakar, quella che ho fatto negli anni passati e quella che fanno adesso sono 2 cose completamente diverse. Questa era una vera avventura, andavamo verso l'ignoto ogni giorno perché non si sapeva da dove si partiva ma non si sapeva dove si arrivava, la strada era segreta a tutti, una media di 660 km al giorno nel deserto, quindi immaginatevi solo andare a Milano vi vengono i capelli dritti, immaginate farvi 600, però io preferisco farne 660 nel deserto. No, dico, è impossibile i capelli dritti. No, il cameratismo, quando ci ritroviamo ancora adesso tra i piloti che hanno partecipato a questa corsa, ci abbracciamo perché abbiamo vissuto comunque un'avventura assieme e al di là di vincere o non vincere, quando arrivi sull'oceano a Dakar posso assicurarvi che sotto il casco scende qualche lacrima anche se non sei il primo sul podio. In questa edizione dell'88 sono partite 178 moto e siamo arrivati in 37, tanto per darvi un'idea di che qui capite perché arrivano in 37. In quanti piloti insomma sono arrivati alla fine di questa corsa. Questa qua penso sia l'immagine di tutto questo mese, da quando Giorgio mi ha detto se facevo questa cosa e continuato a scartabellare o a chiedere amici eccetera. In realtà un noto anche femminile, un aneddoto, però casomai lo lasciamo alla fine. Di una tua dirimpettaia di Ceresetto, ma dopo vediamo. Okay. Questa però, guardate questa immagine è pazzesca, a vedere quanto lo sfinimento, cioè qui eravamo mi ricordo benissimo di questo scatto perché noi a fine tappa ogni tanto arrivava qualche fotografo di quelli ufficiali, il fotografo che ha scattato questa foto è il fotografo di Valentino Rossi, è uno che ha fatto non so quanti anni di moto mondiale ma anche ha una trentina di Parigi-Dakar alle spalle e quindi era diventato il nostro fotografo. E questo è a 2 giorni dal traguardo, quindi iniziava anche a sentirsi la stanchezza fisica, ma questa essendo una gara di durata, è una gara una gara a tappe, il segreto credo io questo me lo sono posto, è una cosa automatica che mi è arrivata, di mantenere sempre la concentrazione. La concentrazione su una gara del genere è determinante per non commettere errori, quindi qui sono sicuramente affaticato ma 10 minuti dopo sono risalito in moto perché qui non siamo ancora arrivati alla fine della tappa ma eravamo alla fine del tratto cronometrato di non so quanti chilometri anche quel giorno. Polvere, guardate la faccia com'è. Quindi... No, questa è una foto pazzesca. E poi si mangiava male, si dormiva male, perché si dormiva per terra. Del dormire, infatti mi era venuto questo, la curiosità, perché effettivamente voi non avevate dietro un supporto dove fosse come arrivano adesso le squadre di ciclismo, che hanno il mega camion con le docce, eccetera. Sì, arrivavano alle 4 di mattina, 5 di mattina. E voi dormivate in queste tende qua? Esatto, sì. Cioè, il supporto logistico era la tenda che dovevi magari anche montare. Sì, diciamo che io devo dire, anche perché gli ospiti possano capire, diciamo che già al 3° anno questa moto che vedete era una moto ufficiale. Una moto ufficiale vuol dire che è una moto che è stata costruita dalla Honda HRC, che è il reparto corse della Honda giapponese, e io ho avuto l'onore di guidare per 2 anni le moto della HRD, che vuol dire Honda Racing Development, quindi hanno un reparto corse che sviluppa le moto nuove, i prototipi. Cioè io ho fatto per 2 anni, ho corso con una moto che andava benissimo ma avevo un sacco di cose nuove, invece qua avevo proprio il top della moto che c'era al momento, sì. E sono sempre rimasto nei top team, anche perché con i risultati che ho raggiunto sono rimasto sempre nelle squadre. Una curiosità di questa cosa qua, non è quell'anno lì, perché qui eri già in BMW, per cui... Però
Che cosa succede quando tu sei lì, che stai probabilmente disegnando una rotta o qualcosa del genere e stavi cercando informazioni per capire che in un deserto... No, lì stavo spiegando al mio team manager perché mi sono ritirato. Ah, ok. È stata forse Questo non c'era nella forse didascalia. una delle più brutte Dakar che ho fatto, perché mi sono sempre ritirato per guasti tecnici, mai errori miei, e quindi anche questo è un altro risultato. Sono l'unico pilota che nelle prime 10 Dakar il peggior risultato è stato settimo assoluto. Sì. E qui in questo caso con questo piccolo bastone sto spiegando al nostro team manager perché secondo lui io dovevo cambiare il motore in mezzo alla pista, perché dovevo arrivare al traguardo a tutti i costi. Io il camion assistenza non l'ho visto perché eravamo su una pista molto larga, c'erano chilometri di tracce che andavano in una direzione e quando ruppi il motore io ero tutto a destra, il nostro camion assistenza è passato un chilometro più a sinistra, non ci siamo visti. A quel punto 2 giorni per arrivare al primo bivacco, perché sono stato poi caricato su un camion che ti trasporta. Dell'assistenza? Sì, è stato veramente terribile. È più difficile ritirarsi alla Dakar che correre. Sì. Immagino. Chiaramente poi arriva il 90 e tu vinci di nuovo. Esatto. Vinci di nuovo, che adesso cambiamo la moto, arriva la Cagiva, però a questo punto vi godete questo spettacolo. Questo è veramente uno spettacolo. Correvi quando ferma Partito. lo chiudiamo ecco, l'abbiamo chiuso e con l'audio oggi sì. Per cui vinciamo la gara, in realtà questa è la foto, arriviamo sempre sull'oceano, Certo. ma la domanda che voglio farti in questo caso era quando uno bissa un successo, lo vive con la stessa maniera della prima volta oppure ci sono sensazioni diverse? Vabbè, sicuramente la prima volta è sempre la prima volta, lo dicono tutti e penso che tutti quando avete fatto per la prima volta qualcosa di entusiasmante ve lo ricordate. Posso aggiungere un aneddoto che me lo disse un nostro presidente, mi disse: Edi, tu hai capito come si fa a vincere, ed è una cosa molto, molto sottile, perché puoi utilizzare questa tecnica non solo nello sport ma anche in altre situazioni. Sicuramente se tu hai già fatto un'impresa di questo genere sei già più preparato per rifarlo, però qui ci sono molte varianti che possono non funzionare, non andare bene. Quindi diciamo che questa cosa non ci avevo mai pensato, però effettivamente quando mi sono trovato, perché io prima vi ho raccontato l'aneddoto che mi sono nascosto, ma non è l'unica volta che mi sono nascosto, anche nel 90 ho fatto la stessa cosa, nel 90 l'ho fatta ancora meglio, mi sono fermato, c'erano tutti lì, mi sono sdraiato sotto la moto facendo finta di avere un problema alla catena, messo la moto sul cavalletto, ho aspettato gli altri che vadano perché stavano andando nella pista sbagliata, poi da solo mi sono preso la pista buona e anche lì sono arrivato un'ora prima degli altri, ho gestito anche lì l'arrivo in quel modo, no? Quindi anche gli altri risultati sono stati frutto, diciamo così, un po' dall'esperienza acquisita nei primi anni, però
lì devi prendere delle decisioni e devi essere... non c'è nessuno assieme a te. Ma allora io ti chiedo, è l'intuito che ti spinge a cambiare rotta rispetto agli altri? È la bussola? È la percezione? È la fortuna? La concentrazione anche, no? La concentrazione di dover decidere in un microsecondo quello che devi fare, perché lì, essendo gare di durate, puoi anche dire me la prendo comoda, però se sbagli strada è un attimo andare fuori di 20-30 km nel deserto, e 20-30 km recuperarli, devi tornare indietro, oppure devi tagliare in un terreno tipo savana con l'erba alta, i tronchi, e quindi in questo caso se sei sulla pista giusta è un altro andare. Lo vedi. Bene, poi rivinci di nuovo nel 94, sempre con la Cagiva, sempre in un tracciato particolare di questa edizione, se ce n'è qualcuno. Beh, questo... Siamo già nel team ufficiale della Cagiva, ovviamente. Certo, no? sì. Sei un pilota top. Poi fra l'altro sono stato, la Cagiva rincorreva da tanti anni la vittoria a questa gara, io anche sono riuscito a portare questa vittoria a una marca italiana motorizzata con i motori della Ducati, quindi è stato anche lì una bella... Cioè, io non mi rendevo conto di quello che mi stava succedendo attorno. Sì, perché dopo diventi anche testimonial in pratica, no? Sì, comincia il mondo della pubblicità ad accorgersi che... Quando vinsi la Dakar del 90, pensate che la moto è stata caricata sull'aereo dell'Alitalia, siamo arrivati all'aeroporto di Linate, la moto è stata portata in sala stampa all'aeroporto, come quando vedete le nazionali di calcio che arrivano, ma io non sapevo niente, cioè io per me andavo a correre, mi divertivo, cioè. E da Milano Linate siamo andati a Canale 5 a fare un'intervista, poi elicottero, siamo andati a Varese perché la sede della Cagiva era sul lago di Schirana, a Schirana sul lago di Varese, l'elicottero atterrato, ferma la fabbrica, tutti gli operai fuori, mi hanno fatto una figata, e poi da lì Castiglioni, che era il proprietario della Cagiva, mi ha portato fino al campo sportivo di Martignaco, che credo sindaco era Colussi forse, no? All'epoca, quando abbiamo atterrato nel campo di Martignaco alle 9 di sera, che c'era tutto il paese. Quindi queste cose sono, adesso a ricordarle, cioè, una figata. Bello. Poi ovviamente la Cagiva ha sfruttato le vittorie come fanno tutte le case motociclistiche e automobilistiche, ha sfruttato il risultato della vittoria di una gara così e ho fatto un po' di... Poi vinci di nuovo nel 96, stavolta però con la Yamaha. In realtà cambia un po' il tragitto, vedete che è Granada. Sì, diciamo che rispetto ai primi anni, sapete che lì sono paesi caldi e quindi purtroppo l'Algeria non siamo riusciti più a farla, purtroppo il Mali, il deserto del Teneré, il deserto dei deserti tagliato fuori. E quindi calda nel senso a livello politico? A livello politico, sì, anche lì c'è un bel... Però andiamo veloce perché voglio arrivare vai. Chiaro, no? Poi abbiamo fatto il poker, perfetto. Ecco, questa è una cosa importante, che tu vinci la quarta volta, fai vedere che è il quarto successo, però questo successo si integra con la vita privata, no? In che senso? Arriva Ah, sì. Che arriva pochi mesi dopo. Sì, che pensavo vita privata, la mia famiglia. No. Beh no, mio papà è morto esattamente al 5 di settembre e io mi stavo preparando per partire, perché la preparazione della Dakar non è che fai la borsa e parti, ci sono mesi di preparazione, è successo e quindi è stato, diciamo che la vittoria è ovvio che l'abbia dedicata a lui, perché era il mio più grande tifoso. E quindi sono momenti della vita che bisogna saper accogliere e che prima o dopo arrivano, sono momenti difficili ma bisogna sempre tirare su le maniche e andare avanti. Giustamente. Quindi, diciamo che non so se mi ha dato lui la forza di partire perché non sapevo se partire o no, perché non era solo mio papà che è venuto a mancare, ma avevamo anche un'azienda da mandare avanti, ci siamo trovati io e mio fratello, e come c'è Fasino, classiche domande, no? Furlan, e come c'è Fasino. E quindi abbiamo fatto. Però questo ti ha richiamato, per cui sei andato a fare la gara. Il problema del deserto, ti faccio vedere qua, è perché tu vinci le 4 Dakar, ma in realtà poi rimani talmente attaccato al deserto che
che cominci tutta una serie di esperienze solo di deserto, cioè che non erano più, quando tu fai l'ultima delle esperienze, dici, in realtà erano più documentari a quel punto, allora capire Sì. cosa facevamo, eccetera. Sì. E che cos'ha il deserto allora? Perché noi penso, la maggior parte di noi pensiamo alla Mia Africa, no? Cioè al film, a questa cosa che ti fa diciamo dentro, eccetera. che il deserto è una cosa, l'Africa è ancora un'altra cosa. Diciamo che stai bene quando sei lì, ma stai bene lì perché sai che puoi anche tornare a casa. Ah, ok. Perché il deserto è impegnativo, perché ovviamente tu arrivi lì con una marcia in più perché sei organizzato, sei vestito, hai la tenda, hai la jeep. Quando vedi come vivono le persone lì ti rendi conto che è un'altra storia, no? Ovviamente il deserto, c'è il silenzio del deserto, c'è il vento del deserto, ci sono i tramonti del deserto, camminare a piedi scalzi su quella sabbia lì è una cosa impagabile, no? Ma tu quando dormi, per esempio, ogni tanto ti sogni di queste No, cose? no, no. Le hai... No, per fortuna no, dormo bene. No, pensavo ti facesse dormire No, bene. perché molte volte quando sogni troppo dormi poco, perché il cervello continua a lavorare e ti svegli più stanco di quando sei andato a dormire. No, devo dire che quando, come ho detto all'inizio, quando ho smesso di fare la gara, è stata una decisione abbastanza difficile, perché dopo tanti anni di professionismo, troncare di brutto, ho detto adesso che faccio? Una persona di Milano mi fa, ma perché non ti fai viaggi in solitaria? Il problema dei viaggi in solitaria sono l'autonomia, no? Quindi mi sono inventato nel 2000 il Desert Challenge di Orioli, si chiamava, ho fatto un logo con le dune e ho attraversato il deserto del Tenerife, ho fatto 1500 km con degli amici volontari che sono scesi fino in Niger a portarmi la benzina in 3 punti prestabiliti e io ho fatto il giro da solo. Poi siccome questa cosa diventava un po' difficile, ho preferito girare, diciamo così, sono diventati dei documentari che sono anche stati Poi li vediamo veloci, perché questo era il Tenere Sì. del 2000, poi cambia emisfero, va a finire nell'altro emisfero e fa il deserto di Atacama in Cile nel 2001. Sì, qui la mia idea era di salire con la moto sul vulcano, l'unico vulcano attivo che c'è in Cile, che si chiama il Lascar, vulcano Lascar, solo che non ce l'ho fatta, è un vulcano che non è neanche molto alto, è 4200 metri, non ce l'ho fatta perché la sabbia era talmente soffice che la moto sprofondava nella cenere, e allora così, giusto per non farmi mancare niente, siamo scesi e siamo andati sull'Ojo del Salado, che è il vulcano più alto del Cile, che è conteso dall'Argentina, fra l'altro, e lì sono arrivato con la moto a 5640 metri. Una roba di- Cazzo, non ho la foto, vedi, dovevo tirarla fuori. Poi- Poi vedete che si sposta il mondo, perché io voglio arrivare alla pratica ovviamente adesso. Sì. E andiamo a finire in Asia, nel deserto dei Gobi. L'ho Tipo di deserto l'ho definito un deserto pieno di niente. ovvero? Non lo so, non mi ha dato questa grande soddisfazione, perché intanto è molto verde, quindi il deserto dei Gobi c'è una piccola parte di deserto, queste dune che si vedono sono una lingua di 200 km e basta. E poi ti trovi queste praterie con i mongoli che girano con queste ghert, che sono le tende dove vivono. Perché quindi loro sono nomadi. sono dei nomadi, sì, con le capre, i cammelli, eccetera. Abbiamo anche dormito una sera in una gara, quindi abbiamo avuto un bel approccio con la popolazione. Parlo al plurale perché assieme a me avevo allestito un team che faceva parte di questi viaggi che facevo, perché avevo un dottore che purtroppo non c'è più, Carlo, che tu conoscevi molto bene, poi avevo un meccanico che è stato il mio meccanico alla Dakar, poi avevo cosa c'era? Un cameraman e un fotografo. Cioè, E poi perché il discorso dei documentari. anche una volta abbiamo portato via anche un giornalista, perché c'erano delle dirette, erano i primi tempi quando si mandava in diretta col computer, col satellitare. Certo. L'ultima esperienza che così viene narrata dalle tue biografie è questa, è la Sì. Transiberiana. Sì. Le logiche di una che va fuori dal deserto qua, no? Cioè, Sì, qui questa sei- era un po' fuori. Diciamo che è stato utilizzato un mezzo meccanico che non era proprio il più appropriato per fare Era una questo Ducati, viaggio. qua? Sì, era una Ducati, ma io avrei dovuto fare il lancio della Ducati multistrada, e multistrada sta per
molti tipi di terreno, cioè con quella moto puoi andare, una Certo. moto da enduro stradale, puoi usarla fuori strada, sull'asfalto, se vuoi fare 2 pieghe in pista le fai. Invece mi hanno dato sta moto qua, e quando mi hanno dato sta moto ho detto ma non è possibile andare a fare la Transiberiana, anche perché abbiamo fatto gli ultimi 2500 km che le strade non ci sono, proprio sei costretto a prendere il treno, abbiamo fatto degli sterrati, però sono riuscito comunque a portarla a termine. Dall'altra parte. E questo è stato un viaggio lungo, ma anche questo l'abbiamo dovuto fare tutto molto, molto preciso, perché avevamo la prenotazione dei container per ricaricare la moto e caricare a Vladivostok. E una cosa che nessuno ci pensa, quando ti sposti verso est, in questo caso ogni giorno di 400-500 km, ogni giorno, un giorno e mezzo hai un'ora di fuso orario in meno, quindi hai anche un'ora in meno di sonno, e noi dopo una settimana eravamo tutti Praticamente zombie. sì, eravamo come dei zombie. Sì. Chiaramente poi arriva l'avventura in Libia, sono le foto che hai già fatto vedere tu, Giorgio, per cui Sì. io qui passerei veloce, non starei a perdere Certo. troppo tempo. Questo invece, ne parlavamo al telefono, no? Questo è, perché gli ho mandato questa foto, lui pensava che io avessi la moto, non era vero assolutamente, ovviamente, no? Perché vedete che in realtà viene costruita di fatto una moto che tu firmi in 500 esemplari, una moto della MV Agusta, che è unico un fatto del genere, no? Che uno firmi, vedete che è proprio firmata ognuna di queste moto. Nonostante siano passati ormai tanti anni, diciamo, dai miei trascorsi sportivi, comunque diciamo, il mio nome è questo logo della Lucky Strike, che poi era Lucky Explorer, perché Lucky Strike erano le sigarette, ma non si potevano pubblicizzare le sigarette, quindi si sono inventati Lucky Explorer. La Chesterfield si è inventata Chesterfield Scout, ognuno si è inventato il proprio marchio, no? Marlboro Country invece che solo Marlboro, era solo per nascondere una cosa. Quindi l'MV Augusta, che forse voi conoscete sicuramente, che era la moto con cui Giacomo Agostini ha vinto i vari 15 titoli mondiali, per la prima volta ha prodotto una moto da fuoristrada e ha scelto me come testimonial di questo mezzo, che se torni una foto indietro, Certo. una foto indietro, e qui capite che è stato ripreso praticamente il logo della moto, vedete i colori della Lucky Explorer. La moto si chiama LXP, che sta per Lucky Explorer, e si chiama Eddie Orioli, proprio la moto. Sono 500 esemplari unici, con delle particolarità. Questa è una moto non per fare gare, ma è una moto per fare dei viaggi sugli sterrati, o anche dei viaggi lunghi, viaggi chiamiamo avventura, e viene fornita con fanali supplementari, paracolpi, le gomme tassellate, le valigie in alluminio per chi ama fare questo tipo di avventura, e quindi ho avuto l'onore di rappresentare anche questo marchio con questa moto. Il tempo è passato magari per le gare, ma non è passato su questo. Però, per chiudere questa parentesi dello sport, tu a un certo punto fai una dichiarazione, dici: mi piace Leclerc, Hamilton è bravo, ma mi sta sulle scatole. Adesso ci è arrivato anche in Ferrari. Verstappen è arrivato nel paddock su un piatto d'oro, non aveva neanche la patente, è un po' bastardo, però se vinci i mondiali vuol dire che qualcosa di speciale ce l'hai. Allora tu qualcosa di speciale ce l'hai perché hai vinto la Dakar, però eri un po' bastardo quando correvi? È ottima domanda. No, è bastardo, perché si vede dai campioni, anche se vi ricordate anche Schumacher ne ha fatte di cotte e di crude, però è quello che ha vinto. No, ma dico tu, io. Qualche bastardata l'ho fatta anch'io, ma mai contro i miei avversari. Certo. Mi ho raccontato prima che mi sono nascosto, ma non penso di essere stato bastardo, penso di essere stato furbo, perché a quel punto lì non potevo farmi seguire Certo. nei momenti clou della corsa, no? Ho cercato. Però l'essere bastardo è chiaramente inteso nel fatto di No, dire, ma lì ogni tanto devi tirar fuori traino le al unghie. limite tutto quello che ho. Sì. No? Diciamo che la gestione della corsa così non puoi andare al 100% su una gara come questa, e il bastardo viene fuori ogni tanto quando vedi che c'è l'occasione giusta. Giusto, l'occasione giusta merita, certo, per forza. Senti,
E adesso passiamo alla cosa che a me piace ovviamente di più. Qui vedete c'è la moto e c'è Eddie ed è, scusa, te lo giro. No, la vedo, io ok. la conosco, vai tranquillo. E c'è Eddie fuori dalla fabbrica ovviamente, no? Per cui per introdurla io voglio vedere questo filmato. Stiamo un attimo solo e lo vediamo. Secondo me questa è un'altra cosa. Allora pensavamo di avere compreso tutto, che vivere all'aperto fosse un bisogno che nasceva spontaneamente con l'estate, un bisogno concreto, a cui dare risposte concrete. Il pensare ci ha però portato oltre, per capire non solo chi eravamo, ma anche ciò che volevamo diventare. Progettare non era più sufficiente. Bisognava aprire un nuovo dialogo architettonico per creare spazi sempre più in relazione con gli elementi naturali che ci circondano. La luce condiziona la regolazione del ritmo circadiano e l'occhio umano è la porta che permette alla luce di entrare. Progettare doveva creare benessere, piacere dell'abitare e procurare emozioni. Oggi, quando creiamo un prodotto, siamo consapevoli di dare vita a un'architettura complessa. Se le nostre soluzioni outdoor vengono scelte ogni giorno e in tutto il mondo, molto lo si deve a questa nuova straordinaria conoscenza, capace di soddisfare bisogni arcaici che l'essere umano non ha mai dimenticato. Tutto ciò aveva bisogno di un nome. Allora pensavamo di avere compreso. Scusate, dobbiamo chiuderlo così. che vivere all'aperto. Bene. E andiamo alla parte che a me piace di più perché un po' è anche il mio mestiere, no? Voi cominciate negli anni 60 e cominciate con un colpo di genio di tuo padre, no? Mm-hmm. Con in realtà Sì. queste cose qua. Sì. Io so che per imparare a fare queste tuo padre va a capire come si aprono e si chiudono gli ombrelli. Dimmi se è vero. Sì, diciamo che nasce da un altro concetto. La prima, perché anche io non ero neanche nato, sono nato nel 62, quindi il papà e lo zio si sono inventati la cappottina e l'hanno anche brevettata. Questa è la cappottina curva, fra l'altro, neanche quella dritta. È la prima tenda che è stata prodotta manualmente, la numero 1, come la via Augusta, la 001, questa è la 0. Pensate che chi conosce Udine è stata montata nel negozio di Zagolin, quello che vende i cappelli. È stata perché così non li rovinava la roba che c'era in vetrina, poi da lì è stata vista facciamone un'altra. Ecco, questo qua è mio zio, che era quello più, diciamo così, manuale. Quello più manuale, mentre mio papà era quello che vediamo cosa c'è scritto. Adesso che legano loro. Boh, ok. Raccontaci. Sì, mio papà era quello che aveva più le intuizioni per quanto riguarda anche gli investimenti. Quello che voleva il mercato, diciamo. Sì, perché non si può fare tutti e due la stessa cosa. Uno Certo. si occupa della produzione, uno si occupa di come comunicare. Ma per esempio adesso tu e tuo fratello i ruoli come sono? Come erano, perché adesso sai che l'azienda è stata Sì. venduta e quindi diciamo che Dino ha coperto perché io ho corso un po', perché all'epoca guadagnavo più della pratica e mio papà mi disse Edi, vai a correre che è meglio. Immagino. Sì.
Devo dire che da quel Allora. punto di vista all'epoca sì, ero ben pagato per correre, era giusto che continuassi a correre. Poi quando lui è mancato, Dino è rimasto a capo dell'azienda, poi dopo un po' di anni sono rientrato anch'io, rimanendo sempre con un piede dentro ovviamente, e lì abbiamo fatto delle scelte, non voglio dire neanche lungimiranti, alcune sì, però voglio dire anche il fatto di costruire una sede come quella che tutti conoscete a Fagagna sono state delle decisioni, io per me le definisco come quella che ho preso quel giorno che dovevo prendere la pista. Vuoi parlare? Sì. Vado di là, ma la devi prendere questa decisione, non è che hai tre di loro che ti dicono vai di là, tu puoi anche avere degli amici che ti consigliano, dei parenti, però a un certo punto c'è il rischio dell'imprenditore come c'è il rischio del pilota se andare di qua o andare di là. Quindi diciamo che, detta in friulano, tanto siete tutti friulano, poi cul che sentiment, però qui non c'è solo culo, c'è anche sentimento nelle decisioni prese che hanno portato poi la crescita dell'azienda nonostante i tempi passati. Diciamo che quello che ha fatto il papà e lo zio, poi è arrivato a un certo punto che lo zio è uscito dall'azienda per motivi suoi, il papà è mancato e poi io e mio fratello abbiamo deciso di fare alcuni prodotti e soprattutto questo che vedete nella foto, la pergola mia bioclimatica, così chiamata, ha dato una grande svolta all'azienda, ma soprattutto abbiamo creato un brand che nel nostro ambiente non esisteva. E lì mi sono dato da fare io e poi voglio citare, visto che è qua con noi, anche Fabio Camata, che è il nostro responsabile commerciale, che collabora con noi da più di 15 anni e ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, e anche la parte commerciale fa la sua parte, perché se non mostri non vendi. Certo. E come mostri? Per mostrare però devi avere un buon prodotto, altrimenti ecco. E io in questi anni mi sono occupato tanto per far crescere il marchio, quindi una volta il prodotto era venduto per sentito dire. Okay. Coi rivenditori, uno qua, uno a Firenze, perché io sono andato con mio papà a consegnare le tende in Sicilia col Volkswagen aperto dietro, quindi ne ho fatte anch'io di chilometri a portare le prime capottine. Sì, esatto, che poi prendevano l'aria sul cassone dietro, sballavano, poi fuori a legarle, quelle robe così, no? E poi da lì arrivare qua, non so, è stato un po' tutta un'escalation, ma un'escalation di scelte ponderate, di scelte mirate in funzione anche delle possibilità, perché tu se vuoi costruire 10.000 metri di capannone, abbiamo i soldi, sì, lo facciamo un mutuo, facciamo un investimento, poi ne abbiamo fatti altri 10.000 e adesso nel 23 ne abbiamo fatti altri 10.000, siamo a 30.000 metri di capannone e poi abbiamo deciso di cambiare vita. Il problema è questo. In realtà voi con la capottina fate un tipo di discorso. Quando cominciate a ragionare di pergole, da quel momento cominciate a rincorrere una sorta di connubio, di matrimonio con la natura che è diventato quasi una fobia, diciamo. Beh, allora, l'aspetto nasce che la capottina o la tenda a bracci, quelle tende che scendono così, fanno ombra a una finestra. Certo. Fine. Mentre le pergole che abbiamo introdotto negli anni successivi, io uso sempre questo termine, generano uno spazio. Chiaro. Generano uno spazio che potrebbe essere per la ristorazione, quindi posti a sedere, tavoli in più, eccetera. Generano uno spazio per un momento conviviale con gli amici, con la famiglia. E quindi questo aspetto cambia un po' e il nostro payoff si chiama così perché il nostro slogan è Open Air Culture, quindi la cultura dell'aria aperta, quindi è un appendice della casa, perché questi prodotti possono essere sia attaccati alla parete della casa che costruiti che stanno da soli nel giardino, e tu hai questo spazio che lo puoi chiudere. E con le ricerche, perché noi... Ecco, questo mi interessa. Con le ricerche, perché sono questi 4-5 passaggi che adesso vediamo, che sono frutti tutti dei vostri, diciamo così, studi fatti con l'università, con politecnici, eccetera, ma
mirano tutto a creare il prodotto più consono all'esigenza degli utenti, che è incredibile da coniugare, no? O da declinare. Sì, perché diciamo che è un prodotto che è arrivato culturalmente, io dico, perché se in Germania hanno tutte le tende gialle o arancioni fuori ai loro negozi, da noi no, perché è una questione di cultura. La pergola fino a 10, 12 anni, 13 anni fa non esisteva questo tipo di pergola, l'abbiamo lanciata noi. E sempre per far crescere il marchio, il logo, l'azienda, abbiamo fatto queste, posso parlare? Voi introdurrò dopo? Ci siamo lanciati un po' abbiamo fatto un po' di cultura per poter far parlare dell'azienda non solo di prodotto ma anche di argomenti diversi. Abbiamo appunto, volevo portare prima l'esempio che noi tutti da piccoli ci siamo nascosti dietro il divano con un asciugamano, in spiaggia con l'ombrellone messo giù dietro lo sdraio, fatta la capanna, no? Abbiamo fatto la capanna sull'albero. Avevamo sempre bisogno di uno spazio protetto, ok? Protetto da quello che ci circondava. Adesso la pergola è la stessa cosa, solo che costa di più, no? L'ombrellone costa venire, la pergola costa quello che costa. Quindi però arriviamo a una certa età che sentiamo la necessità che se vogliamo stare fuori casa, che è il nostro spazio protetto, anche sotto a una pergola, abbiamo bisogno di questa protezione. Dopodiché nasce lo studio delle luci, quindi anche lì il ritmo circadiano, che stiamo col telefonino fino alle 2 di mattina e poi non riusciamo a dormire, quindi ci sono tanti aspetti anche sui colori, perché noi abbiamo introdotto anche un impianto grossissimo di verniciatura. Poi abbiamo parlato delle forme e nasce appunto questa cosa che ho appena spiegato e di tante altre cose che sono comunque della bellezza. Abbiamo iniziato a collaborare molto con gli architetti, perché noi facciamo un prodotto, però il prodotto poi deve andare d'accordo con le case, con le forme, con le dimensioni. Abbiamo spiegato cos'è la linea aura, che è questa forma ellittica che dà le proporzioni a qualsiasi cosa. È come vedere una macchina con le ruote piccole, è inguardabile. Certo. Le gomme devono essere proporzionate. Tu adoperi la proporzione aurea nella... Sì. Io ho una storia con la proporzione, magari te la racconto un'altra volta. Non è che la adopero, però... Sì, si utilizza. La faceva Fidia col Partenone. La proporzione delle cose. No? Certo. E quindi poi devo dire che anche il fatto di aver costruito, perché anche la Pratic non è un capannone in cemento armato faccia vista con le finestre a 8 metri. Abbiamo creato degli spazi per i dipendenti con le vetrate in verticale, in modo che possono avere, anche camminando durante le ore di lavoro, guardano fuori e non sei chiuso dentro. Un capannone che a livello di design abbiamo vinto, design industriale, abbiamo vinto il premio per la committenza al Compasso d'Oro a Milano, quindi abbiamo anche speso soldi per fare il capannone così, poi a uno piace, a uno non piace, certo. Però i premi li abbiamo vinti ed è un biglietto da visita per tutti quelli che vengono in visita da noi, parlo dai fornitori, ai clienti che arrivano dall'estero, i nostri clienti, e quindi ci siamo messi ad un livello abbastanza alto con questa struttura, che però ci ha aperto tante porte. La cosa che mi ha incuriosito poi, in realtà questo del discorso della luce è interessante, però questo mi entusiasmato, quando l'ho letto mi ha entusiasmato, infatti mia moglie mi diceva ma devi stare a leggere alle 4 di mattina, però devo finirlo. Questa è l'ultima che abbiamo fatto, quella dei bambini? Sì. Questo qua è pazzesco, cioè loro dicono che per capire e riuscire a costruire un prodotto che raggiunga la parte più intima della persona, io come diciamo sempre, dobbiamo tornare bambini, no? E loro cosa fanno? Vanno, raccontalo tu. Abbiamo questa collaborazione con l'Università di Reggio Emilia, con un professore, un bravissimo professore che ci ha portato insomma a fare questo studio, e da lì nascono tante cose. Poi è ovvio che ogni disegno fatto da un bambino va interpretato, adesso andrebbe riletta un po' la ricerca, però si capisce un po' il modo di pensare, qualcuno disegna in 3D, qualcuno disegna in piatto come gli egiziani, qualcuno ha... E da lì, leggendo
con calma queste ricerche che abbiamo fatto, insomma, nascono delle belle idee, delle belle cose. Sai, su queste idee arriva a un certo punto qualcuno, infatti l'avevo chiesto prima, arriva qualcuno che dice così, ve lo leggo. 4 anni fa a Dublino, racconta Simon, mi sono imbattuto per caso in una spettacolare pergola che mi ha subito colpito per il design, ma le sono girato intorno alla ricerca del nome del produttore. Avevo appena incontrato il mondo di Pratic, ci è piaciuto subito il prodotto, ma allo stesso modo ci sono piaciute le persone, le abbiamo sentite solide, competenti e leali. È il giorno in cui Stella Group o Pratic decide di entrare in Stella Group. Esatto. In Stella Group il ruolo di Pratic, però, che è la cosa secondo me più importante di questo messaggio che la proprietà lancia, Pratic è e rimarrà centrale per la produzione e soprattutto per il design italiano. Un aspetto quest'ultimo che si respira, ecco il discorso che faceva prima Edi, in ogni angolo di questa azienda, qualcosa che è impossibile riprodurre altrove perché rappresenta la cultura dell'autentico Made in Italy. Per cui al di là del business, no? Cioè del fatto che comunque vendi l'azienda, tu rimani comunque il nocchiero, perché la barca comunque la mandi avanti tu, loro ribadiscono costantemente, perché io guardavo anche il logo scusate, di Stella Group e lo vedete che è bellissimo, perché Stella Group compra il brand, compra l'azienda, ma in realtà vuol farla crescere ancora, illuminarsi ancora di più, splendere ancora di più. E questa è l'esperienza, se è vero o meno. No, è vero, perché in questi anni abbiamo veramente un fiore all'occhiello, al di là dei fatturati che abbiamo raggiunto, che sono invidiabili anche dai nostri concorrenti in tutta Italia, più che i fatturati, gli utili che abbiamo fatto in questi anni. E se abbiamo fatto degli utili vuol dire che l'azienda è stata gestita in modo corretto, con le massime. Dopo c'è sempre da imparare, adesso cioè, abbiamo robe da fare, siamo là sempre che litighiamo. Però, anche con loro? No, con loro diciamo che loro hanno purtroppo, essendoci dietro poi comunque il fondo di investimento, hanno bisogno di formazioni continue sui dati dei fatturati, sui dati dei budget, sugli acquisti. Adesso c'è anche tutto quel discorso sull'ambiente che ci impegna parecchio, no? Ma in pratica in azienda c'è il logo anche sul bidone delle immondizie, tanto per darti un'idea. Tutti i dipendenti hanno la divisa, tutti i furgoni dello stesso colore, cioè abbiamo cercato di dare un'immagine un po' a tutto e siamo persone, come ha detto Didier, che è il presidente, perché adesso è stato subentrato da un altro suo collega. Credo che siamo sempre stati delle persone leali, bastardi in senso buono. Ma leali, sì, leali. E quindi anche quando abbiamo deciso di fare questo grande passo, sicuramente l'obiettivo principale era quello di mantenere l'identità di un'azienda italiana. Ve lo siete garantiti con loro, visto che comunque avevano un rispetto quasi... Sì, perché si sono resi conto che le altre aziende che sono state acquisite nel gruppo non hanno la forza che abbiamo noi. Ovviamente si può ancora migliorare, abbiamo migliorato... immagino, perché poi... Sì, perché poi dietro c'è un gruppo di acquisto, che riusciamo a comprare l'alluminio, se lo compri da solo lo paghi un prezzo, se certo. Lo comprano in 10 società del gruppo il prezzo è trattabile, i motori che si infilano dentro nei tubi delle pergole, stessa cosa, quindi diciamo che è l'economia di scala, no? del grande gruppo, però cerchiamo di tenere stretto i nostri segreti il più possibile. Esatto. Ecco, arriva il salone del mobile, no? Che questo è di ieri, sì. Per cui quello che mi interessava capire era, perché nel mio mestiere tu devi pensare che più che di parlare di finanza, di borsa, di questo e di quell'altro, a me interessa capire dalle aziende come va. Gabriele sa, perché ogni volta che arriva in ufficio la prima cosa che gli chiedo come va l'azienda, come si muove. Al salone del mobile l'altro giorno, per dirvi, un artigiano, diciamo un ottimo artigiano che fa poltrone e tavoli in pelle, gli chiedo:
cosa è successo al Salone del Mobile? È andata bene? No, è andata bene, tanti contatti. E il problema è che tutti abbiamo paura di questa storia dei dazi e compagnia bella. Ecco, il vostro salone com'è andato? Anche perché io so che avete presentato il prodotto nuovo, Sì. che è di per sé una Sì. cosa... Esatto. Allora, Questo innanzitutto... non l'ho rapito te, l'ho rapito su, Sì, su allora, Twitter. innanzitutto, essendo produttori di tende da sole e pergole, noi non dovremmo neanche essere presenti al Salone del Mobile. Ok. Ma dopo lungo lavoro ai fianchi, quando era presidente Schneider, o presidente della Federlegno, eccetera, eccetera, alla fine si sono resi conto che certi mobili che vengono prodotti da tutti quelli che portano in fiera i loro divani e le loro sedie per esterni, devono comunque essere protette da qualcosa, no? È un gioco un po'... Dopo tanti anni siamo riusciti. Per noi il Salone del Mobile è un po' una vetrina. Chiaro. Non è che vado lì per trovare clienti nuovi, perché lì il mio visitatore è l'architetto, che poi magari ha un progetto della Madonna. Abbiamo fatto dei progetti anche a Milano recentemente sui Navigli, che è una cosa veramente da fotografare, una decina di pergole. L'architetto Boeri, no Fabio? Boeri, quello che ha fatto il bosco verticale, adesso l'ha fatto orizzontale sui Navigli, e noi siamo dentro, Cavoli. capisci, con l'architetto Boeri nel suo studio, quindi sono soddisfazioni. Abbiamo fatto Orgoglio, oltre abbiamo fatto la tenda a casa di Giorgio Armani, la stiamo facendo a Federer in Svizzera, quindi siamo delle chicche, no? Ovviamente non le possiamo pubblicizzare, io ve lo sto dicendo a voi, ma non abbiamo né foto né, perché è vietato, giustamente per la privacy dei personaggi a cui abbiamo venduto le pergole. Però quando parli eh. sembra che tu ritorni allo stesso entusiasmo che avevi quando raccontavi che vincevi la Dakar. E beh, insomma, è una bella soddisfazione. Sì, enorme. Sì, sì. Il video, voglio dire. Per quanto riguarda il salone, ovviamente quest'anno, se devo essere sincero, anche dai dati emersi da parte dell'organizzazione, ci sono stati un po' meno visitatori, e non so dirti il perché. Noi comunque ci siamo presentati alla grande come sempre, con uno stand bellissimo, e quest'anno mi era già successo una volta, ma non capita sempre. Ero un po' in anonimo, non avevo la scritta, niente, e ho sentito delle persone che appena hanno visto il nostro stand, ecco la pratica, e quindi questo insomma è una bella Io ti soddisfazione. raccontavo, no? L'altra mattina arriva una cliente in ufficio e mi fa: ma potrei venire giovedì sera? Non posso perché devo fare sta intervista, sai che te l'ho scritto. Questo qua è una ginecologa che ha una villa a Rodeano Alto, e mi fa: quelli della pratica. È la cosa più bella che ho comprato nella mia vita. Io l'ho scritto subito. No, ne avevo fatta una perché mi permette di uscire. Se voglio leggere nell'ombra, leggo nell'ombra. Se voglio avere il sole, leggo nel sole. Per cui quando ne ho fatta una, poi me ne sono presa anche un'altra, perché per un'altra parte Non l'ho della pagato, casa non l'ho c'è- pagato io. È vero, ma te l'ho scritto appena uscita Roberta dall'ufficio. Però volevo arrivare, per chiudere anche questa chiacchierata, tu prima hai detto una frase, no? Che secondo me è importante, no? Ti hanno detto che hai capito come si fa a vincere. Allora, io devo dire, ti prendo un'altra frase che secondo me, se me ne sto tirando fuori perché mi avvengono, no? Nico Cereghini ti ha definito il Max Biaggi della Parigi-Dakar, un pilota di manetta, stile ed intelligenza, ancora però più attento e diplomatico di Max Biaggi. Allora, questa cosa di capire come si vince, eccetera, è anche dentro pratica adesso? E la capacità di andare a manetta? Noi abbiamo, io dico noi, adesso sono 2 anni che ci sono solo io, ma questo messaggio cerchi di trasmetterlo soprattutto alle persone chiave dell'azienda, perché sono quelli, cioè io sarò bravo finché vuoi, ma da solo non posso far tutto, quindi abbiamo dal direttore finanziario al direttore commerciale, il direttore di produzione, l'impianto di verniciatura, eccetera, eccetera, devi attorniarti di persone Di cui hai fiducia? brave, e a queste persone, se sei ancora più bravo, devi dare questo messaggio che hai appena detto,
e sposare, diciamo così, l'azienda non solo per prendere lo stipendio a fine mese, ma per quello che è, per avere la soddisfazione di rappresentare un marchio che è conosciuto ormai in tutto il mondo, e quindi direi tu, come dicevi tu prima, tu ti aggiravi per lo stand e ti dicevano ah guarda, questa è la pratica. Quindi uno che lavora per la pratica penso che sia orgoglioso di essere. Abbiamo i ragazzi che abbiamo portato in fiera, sono tutti felici di venire perché si sentono anche protagonisti. Cerchiamo perché in una fiera come il Salone eravamo in 20 quest'anno nello stand, tra agenti interni nostri, a metà settimana li cambiamo, perché fare tutte le giornate dalle 9 di mattina alle 6:30 di sera vieni fuori cremato, e però per tutti è stata una bella esperienza, no? Quindi cerchiamo anche quelli più bravi, quelli che hanno più le capacità per gestire un eventuale cliente che entra nello stand, a spiegare il prodotto, a parlare dell'azienda in un certo modo. Certo. Quindi sono tutti quelli del marketing, quelli della produzione tecnica che sanno più. Adesso se io ti dicessi, per chiudere, con tutti i casini che ci sono, Trump, io ti avevo messo una slide adesso per capire il mondo in cui viviamo, no? Cioè è un mondo un po' strano, vedete che c'è questo qua che prende il mondo, cioè, dopo gli scoppierà in mano. Ecco, se tu guardi da oggi al futuro, come lo vedi? È una bella guerra, diciamo così, una bella guerra, visto che ce n'è qualcuna in piedi. Non so, dopo andiamo proprio un po' troppo sul politico. Credo che ci sia un po' troppa contrapposizione in questo momento tra l'Europa e l'America, e guarda caso è nato tutto dopo che è salito Trump. Adesso i dazi, adesso non voglio dire che i dazi vanno bene, per l'amor di Dio, però anche dalla parte dell'Europa diciamo che bisognerebbe andare un po' coi piedi di piombo, perché quello che sta succedendo anche in Russia, io credo che Putin in 5 minuti potrebbe fare quello che vuole, e sta buono, e quindi io direi che da questo punto di vista, questa è una mia opinione personale, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma credo che forse stiamo spingendo un po' troppo il tasto, invece di cercare di accomodare le cose, e credo che il giornalismo, visto che ci aiuta. No, non ci aiuta, perché ultimamente le notizie che danno in TV, sia da una parte che dall'altra, le trovo molto pilotate. Bene, io faccio il mio, mando avanti la pratica, e spero che non arrivino ulteriori dazi dall'America, perché abbiamo anche noi dei... Ecco, una curiosità, scusate, vi rubo ancora 2 minuti, perché io leggevo, chiaramente con Stella Group siete entrati anche in America, perché prima dicevi che in realtà il mercato di riferimento vostro era quello europeo. No, il nostro è l'europeo, ma abbiamo 2 clienti importanti anche in America, uno costa ovest e una costa est, che proprio in questi giorni stiamo valutando come fare per questa. Adesso c'è questo slittamento di 90 giorni, quindi i container che erano in viaggio vanno bene e siamo a posto per un po', e dopo valuteremo cosa fare. Facciamo conto che tutti sappiano. Sono sempre stati messi dazi, adesso magari sono stati un po' buttati là così. Sì, li ha messi lui, cioè ha esagerato lui. Però io direi di ringraziare Edi, è stata una serata, direi, a 360 gradi. Grazie a voi. Grazie infinite. Grazie per le domande anche inaspettate, perché aveva soprattutto la prima, e grazie ancora. Quella di Ceresetto mancava, della strada che volevi fare prima, che ha detto dirò. No. Vabbè, lasciamo stare. Eva Luna non parliamo. Eva Luna non parliamo di lei. Bene. Tu sei caustico, tu sei furbetto. Ho imparato da lui. Io mi nascondo se posso. Ci sono motociclisti in sala, lo so. No, volevate fare qualche domanda, volevate chiedere qualche curiosità, qualcosa in più rispetto a quello che ci hanno detto. Secondo me da tutto il racconto è venuto fuori quanto appunto le caratteristiche di uno sportivo siano importanti nel raggiungere obiettivi importanti nella vita, perché tenacia, intelligenza, un po' di furbizia, perché non sono bastardati, quella di nascondersi per non farti seguire, essere furbi, non essere bastardi se gli buchi la bocca. No, quello non è mai. Quindi togli il tappo dell'olio, così, insomma, quello di essere Qualcuno l'ha fatto a me comunque. appunto, ma
infatti non ha vinto. Mi hanno chiuso la benzina prima di partire in prova speciale. Prova speciale, tanto perché non sapete cos'è, è un tratto cronometrato e quindi da lì a lì chi va più veloce vince. Parlo delle gare di enduro, non le africane che abbiamo visto adesso. E stavo per vincere il campionato italiano a Bergamo, ero nella categoria juniores e gli amici del motoclub di quello che voleva starmi davanti sono venuti a salutarmi, a darmi una pacca sulla spalla, a farmi i complimenti, e mentre mi davano la pacca quello dall'altra parte mi ha chiuso la benzina. Io sono partito e dopo 100 metri ero fermo su una mulattiera con la moto spenta e lì cosa c'è? Guardo, chiusa la benzina e sono ripartito e ho vinto comunque. Bene. Esatto, poi il karma torna. Qualche curiosità, volevate chiedere qualcosa? La moto che è davanti all'azienda era l'80 di cilindrata? Quella che avete visto prima, sì, quello lì è un cinquantino, è la mia prima moto. Dove entravi nel bar? Con quella lì sono entrato nel bar. Porca miseria. Quella lì è la prima moto. È l'unica moto che mi ha comprato mio papà, sia ben chiaro, che mi sono fatto tutto da solo il resto dopo. Con l'80 battevi le classi superiori? Sì. Me lo ricordo benissimo. Invece adesso proprio qui in azienda o in vetrina, che se buttate l'occhio la vedete, ho l'ultima moto costruita dalla Cagiva, che è quella utilizzata nel 1992 quando abbiamo fatto la Parigi Le Cap, la Parigi Città del Capo, perché la Dakar cambiava, no? Ogni tanto. Quell'anno lì hanno deciso di arrivare a Città del Capo, ci siamo fatti tutta l'Africa sotto. Tutta l'Africa praticamente, e ce l'ho lì in vetrina, funzionante, perfetta. Io solo una precisazione, mi ricordo che ero allo stadio quando lei ha fatto il giro che aveva vinto Parigi Dakar. Sì. Che cos'era, la prima edizione o la seconda? L'ho fatto sia nella prima che nella seconda e forse anche nella quarta. Per nella terza si erano dimenticati, comunque va bene. Cadeva sempre Udinese-Milan, quindi lo stadio era pieno. Erano la prima di febbraio, seconda di febbraio. Sì. È stato... Bene, allora è stata una bellissima serata, adesso è il momento, dobbiamo anche ringraziare Gabriele, secondo me non ha dormito per una settimana, quando ti ho chiesto per piacere fammi tu l'intervista, perché io so che gli piace, solo che siccome deve prepararsi bene, allora appunto di notte ha studiato, sì. Però è bravo Gabriele. Si è preparato bene. Adesso abbiamo... Scusa. Ecco. Io sono sempre scomposto. Sì, fra un po' andiamo di là che c'è la parte ristoro, c'è il guidoncino. Grazie. Il guidoncino, grazie ancora della Grazie a voi. serata. Grazie. Poi ci sono i regali ufficiali che è Addirittura. bagatto. Buonissimo. Bagatto. E poi come punizione ci sono i 2 libri del nostro socio onorario Angelo Floramo. Ok. Ce n'è uno sui Balcani, cioè il penultimo libro che aveva scritto sui Balcani, storia sentimentale dei Balcani, è bellissimo, bello. Non sono visitati in moto, ma è bello lo stesso. Da leggere. E poi ce n'è uno su Friuli che è una specie di guida gastronomica, cioè, sono carini. Grazie. Soprattutto quello dei Balcani, uno è una guida, quello dei Balcani ci sono alcune parti veramente Interessanti. Grazie. Quindi non so, quando c'è tempo c'è da leggere. Va bene, guarda, facciamo Sì, sì, grazie ancora. E poi è quello giusto, no Ale? Sì. E poi per compensarti delle notti insonni, No, non è vero, non è vero. notti insonni, ti ho preso un libro, ho pensato a una cosa curiosa perché non potevo portarti il prosciutto, insomma, si può.
anzi come socio non dovevo darti niente. Esatto. Però, siccome so che hai lavorato tanto, No. allora ho detto ti faccio una cosa particolare, è un libro giallo, immagino che non ti piace, però è scritto da una oculista, cioè una donna oculista, che si vede che insomma ha tanto tempo. Ma lei deve vedere. Lei vede, no? Ma si vede che lei ha tanto tempo che io non ho e si è messa a scrivere. Ha scritto tu una collana, questo è uno, dopo se ti ne voglio prendere gli altri. Ma ti ringrazio infinitamente, grazie tanto. Sì, è una... Guarda che hai qua il martello. Sì, batti tu. No, no, non Così permetterei la mai. prossima volta. Sì, no, è una curiosità. Faranno una serie TV anche sulla... perché è ambientata, è una oculista di Catania, che è moglie di un oculista, di professore universitario di Catania, che probabilmente fa lavorare più il marito, lei ha tempo per scrivere, però sono carine perché è una specie di Montalbano al femminile, perché è una donna, La protagonista, la commissaria. La commissaria, così. E a differenza di Camilleri, che era scritto tutto in siciliano, lì ci sono solo piccole frasi in siciliano, quindi si riesce a leggere. Bene, allora ringraziamo i nostri relatori, è stata una bellissima serata e adesso andiamo a concluderla con un brindisi e qualcosa insomma, che ci rifocillerà. Il appuntamento al venerdì 23 maggio, che abbiamo Luigino Pozzo che ci parlerà sempre di impresa e ci parlerà insomma, di quello che vuole lui, e lo intervisterà Matteo Mattioni. Io faccio lavorare i miei diciamo così, e adesso Gabri dai un colpo. Devo dare il colpo, non potrei, lo sapete. Sopra il